Buongiorno a tutti, oggi sono in veste turista ai Sterzili. Devo andare nel centro storico e ogni volta che passo lì mi sento come una turista. E cioè come quando sto attraversando una delle nostre tante belle città o regioni italiane o anche in giro per il mondo. È molto piacevole, molto divertente e allo stesso tempo è un'occasione per sentire profumi e osservare delle immagini, dei colori che mi ricordano tante persone che magari non ci sono più. Incontrerò due persone specialissime. Siete curiosi di sapere chi? Allora, io ve ne di conto. Ciao amici, guardate com'è bella la signora che è con me, è bellissima, non bella, e voi come me e ci troviamo nel suo vicinato. La riconoscete, Margherita Boi? Che ci ha abbandonato tanti anni fa per andare a vivere necessariamente nel Lazio per lavoro e in vacanze sterzili. Io ne ho approfittato per intervistarla, sia lei che zio Piero, che in questo momento non è con me. Non so se riuscirò a rintracciarlo e comunque poi vi dovrete accontentare della mia voce e vi racconterò alcuni degli stralci della nostra conversazione. Vi salutiamo dai Sterzili, a presto, ciao! Ciao. Avete visto uno stralcio della conversazione tra me, zia Margherita e zio Piero, che però mi è sfuggito perché è andato, uscito di casa per alcune commissioni, per cui lui non compare in quel video. Spero di rincontrarli molto presto per poterveli presentare entrambi. Sono stata felicissima una settimana fa nella chiesa di Sant'Antonio e erano seduti dietro di me. Quando mi sono accorta che sono arrivate queste due persone ho detto ma guarda che ci sono zia Margherita e zio Piero, che tra parentesi zia Margherita carissima amica di mio babbo, quando c'è stato il gemellaggio del 95 ad Estersili avevano ballato tantissimo. Io quell'anno ero impegnata tra la casa perché già vivevo con Mario e l'esame di maturità, per cui la prima sera non ero uscita. Io di quel gemellaggio non sapevo nulla, non avevo preparato niente. Avevo capito che ci sarebbe stata che sarebbero arrivate queste persone, me l'aveva raccontato. Me l'avevano raccontato Silvia e Natascia, le mie compagne di scuola, però la domenica che queste persone erano qui ad Eserzili, ehm, avevo aiutato a servire e così poi avevo deciso di partecipare anch'io al gemellaggio e così è nata l'amicizia con la famiglia Salvatori e Pieroni. E mi ricordo che tutti mi avevano detto: "Ma avete non se vestia, io saído a Margherita con babbo addendo, una dice da voi stese senza birra babbo addendo in prassa, come si dice in piazza in sardo? In prassa e casa. Stiamo perdendo il nostro sardo. E quindi poi quando siamo arrivati a Bagnoregio ho rincontrato questa signora Margherita, l'avevo conosciuta in piazza, l'indomani le avevo detto: "Ah, quindi sei tu la famosa Margherita Boi", mi hanno detto che ieri hai ballato tanto con babbo. Pur non frequentandola e pur vedendola poco, ci siamo molto affezionate a lei, una donna molto bella, le sorelle Bui son tutte molto belle e si assomigliano tra loro. Naturalmente nel cuore io ho Stefanina, simpaticissima, di gran classe, di gran finezza, e poi è la signora che ha adornato la chiesa quando ci siamo sposati, con un gusto impeccabile, più unica che rara, quindi ogni occasione è buona per parlarne. Quindi spero di rincontrarli presto e intervistarli, ma ho colto l'occasione per chiedergli alcune informazioni. Per esempio, noi tutti chiamiamo Margherita, le diciamo Margherita è nero. Perché si chiama così? Perché il babbo era molto scuro di carnagione, mentre zio Piero, che tra l'altro zio Piero era fratello di zia Santina, che era sposata con zio Antonino, fratello di nonna, il nonno di Gianna Serra, e quindi li chiamavano De Santigu, Santina e Santigu, zia Santina e Santigu e Piero De Santigu, perché li chiamano così. E oggi ho chiesto perché zio Piero mi ha raccontato che era molto in gamba il suo babbo, molto bravo con i calcoli, e lui non contava in maniera tradizionale, contava a modo suo, utilizzando
il suo sistema, ve lo spiegherò meglio in un altro video, e per questa ragione gli dicevano: "Ma tu cosa Santiga? Ma su conto è giusto?" E quindi Santigue a Barrau, e questo modo di contare a Santiga è diventato il soprannome di questo signore, di Luigi, il babbo di zio Piero, di zio Fulgenzio che io non ho conosciuto, il babbo di Luigeddu, di zio Brovura, noi lo chiamavamo così, adesso mi sfugge il nome. E così, un modo per ricordare che non c'è più, un modo per trascorrere del tempo con delle persone che hanno lasciato Esterzini una cinquantina d'anni fa per motivi di lavoro. Prima sono stati vicino a Latina e poi si sono trasferiti in provincia di Viterbo. Penso che sia provincia di Viterbo, comunque vicino a Viterbo e vicino a Bagnoregio. E ora vi saluto e a presto per qualche altra curiosità di Esterzili. Ciao, buonanotte.